Ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a conoscere un nuovo edicolante e ci sposteremo nella zona del mercato ortofrutticolo a Udine, zona di cui parliamo anche nel numero del settimanale Il Friuli in edicola quest'oggi. Ma cominciamo dalla copertina, sfogliando il settimanale. In copertina appunto ombre nere, l'onda neofascista tra i giovani è reale o è montata ad arte? Questo è il titolo dell'inchiesta portante del settimanale. Andiamo allora a vedere che cosa troviamo all'interno. Fascismo 2.0, facce pulite e cuore nero. Maria Ludovica Scinco e Valentina Viviani ci guidano attraverso un viaggio tra i militanti di Casa Pound e Forza Nuova, che anche in Friuli vedono crescere il consenso soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione. All'interno dell'inchiesta anche il parere dello storico Andrea Zannini, docente di storia moderna dell'Università di Udine, e Bruno Tellia, che parla del rigurgito fascista tornato di moda. Nella pagina seguente invece l'opinione di uno storico friulano, stiamo parlando di Angelo Floramo, che dice: il vaccino per il fascismo si trova a scuola, ma le nozioni non bastano, i ragazzi devono avere anche strumenti critici per capire la complessità della storia. Andando oltre, cambiamo invece decisamente argomento e si parla di politica e di agenda verde, assente dalla campagna. Quale campagna? Quella elettorale. La discussione politica in vista delle elezioni ignora quasi completamente le tematiche ambientali, scrive Alessandro Di Giusto, e dato che a fine aprile si vota per le regionali, proponiamo ai futuri candidati una serie di domande e un promemoria sulle cose da fare. Allora si parla di cambiamenti climatici, di terra, suolo avvelenato e sempre più impermeabile, biodiversità, perché si sta riducendo anche a causa dell'attività umana, aria, dove il problema principale resta quello degli sforamenti per le polveri sottili nelle nostre città, e acqua, depurazione, sprechi nella rete idrica, captazioni e falde inquinate. Insomma, un purpurri da tenere presente e mettere in agenda per le prossime elezioni. Vi dicevo oggi che appunto andremo a conoscere un nuovo edicolante nella zona del mercato ortofrutticolo a Udine. E allora abbiamo approfittato di questa occasione. Hubert Londero è andato a vedere com'è la zona. Ebbene, le strade che circondano la struttura logistica sono ridotte a un colabrodo. Qui vedete un quadretto, insomma, che racconta bene che cosa troveremo, e la natura si prende la sua rivincita, tra le fessure spunta l'erba. Quindi insomma c'è qualcosa da fare. Andremo poi a sondare e a chiedere anche al nostro edicolante che cosa ne pensa di questa inchiesta. Tutti i cantieri invece previsti nel 2018, siamo a San Daniele, oltre ai lavori sul centro anziani e il teatro Cicconi, partiranno quest'anno molte opere pubbliche destinate a migliorare sostanzialmente il volto della città e della sua fruibilità. E cambiando invece argomento, ci spostiamo nella destra a tagliamento, perché Daniele Micheluz parla della città delle risse vista però dagli steward. Cosa succede? Dopo l'aggressione alla polizia e al 118 da parte di alcuni richiedenti asilo, parlano gli uomini della sicurezza ingaggiati dal comune. Noi vigiliamo, ma questi non hanno nulla da perdere, dobbiamo evitare che facciano branco e presto avremo le biciclette. Insomma, la sorveglianza sul parco Querini ha funzionato, la gente torna a frequentarlo, però ci sono ancora ovviamente delle problematiche da risolvere, e quindi ci si sta lavorando. Adesso invece vi porto a parlare d'arte con questa pagina scritta da Andrea Ioime, dedicata alla rivolta del 68 durata una primavera. Si chiama Praga 1968 e proprio da venerdì 16 febbraio a Manzano presenta in un centinaio di foto alcuni dei momenti più rappresentativi legati al tentativo di riformare la Cecoslovacchia. Una mostra da non perdere, e qui appunto vedete qualche immagine in bianco e nero decisamente suggestiva. In allegato con il numero del Friuli di questa settimana anche il business, il mensile di economia della nostra testata. Zero compromessi, Barbara Puschiasis, la giovane avvocato, continua la lotta al fianco dei consumatori. Io un'illusa? Voglio solo cambiare le cose per renderle migliori, e prepara le armi contro i prossimi scandali.
All'interno ovviamente molte aziende, ritratti di aziende, di imprenditori, ma anche focus con Alberto De Toni, l'insegnamento di un grande imprenditore a 10 anni dalla sua scomparsa, Ernesto Illy, e l'amore. Federico Favot, grandi manovre nell'e-commerce, dopo il target famiglia ora nero Wishes investe nel B2B. Manuel Roncati invece, una generazione di imprenditori trentenni, rilancia il turismo invernale nel cuore delle Dolomiti. Adesso non ci resta che mettersi in marcia e andare appunto al mercato ortofrutticolo a conoscere un nuovo edicolante e a vedere se davvero le strade sono ridotte un colabrodo. Venite con noi. Eccoci arrivati, siamo nella zona del mercato ortofrutticolo. Accanto a me il signor Paolo Di Marzo, che con la moglie Giustina da 15 anni gestisce l'edicola in questa zona. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto. Grazie. Allora, dicevamo, tanti anni che siete proprio qui. Noi praticamente nel 2003 abbiamo rilevato l'attività, no? Perché praticamente tutti e due facevamo un altro lavoro e avevamo anche una bambina di 5 anni all'epoca, quindi per stare assieme, per seguirla meglio, abbiamo deciso di fare questo passo. E come vi siete trovati e come vi trovate in questa zona? È un'edicola un po' particolare. Un po' particolare, sì. Dunque i primi anni è andata abbastanza bene, benino, insomma c'era lavoro e poi abbiamo dovuto affrontare praticamente due tipi di crisi, la crisi economica generale e la crisi del settore, perché chiaramente con l'avvento di internet e la liberalizzazione del mercato, della liberalizzazione delle vendite dei giornali, praticamente abbiamo avuto qualche problema, insomma, noi come anche altre edicole. Però diciamo voi come altre edicole vi siete rimboccati le maniche, non avete perso la speranza e avete... Abbiamo puntato, non essendo questa una zona di grande passaggio, abbiamo puntato molto sulla consegna domiciliare, consegna dei giornali e riviste a domicilio. All'inizio abbiamo cominciato con pochi clienti e pian pianino abbiamo aumentato la clientela, quindi siamo adesso abbastanza... E fate anche un giro, insomma, che... Io comincio alle 4 di mattina, no? Prendo su i giornali che li trovo qua e comincio a consegnarli per le case fino praticamente alle 7:30. Mia moglie invece arriva qua alle 5, prende su i giornali, entra nel mercato ortofrutticolo e consegna agli stand e ai clienti degli stand. Quindi voi siete, diciamo, aprite veramente prestissimo e... Sì, ma abbiamo praticamente la gran parte del lavoro si svolge nelle prime ore del mattino, no? E poi chiudete. 8:30. Poi praticamente ci sono anche altri clienti che vengono, no? Alle 1:30 però chiudiamo. Senta, questa è una zona, come questa settimana raccontiamo sul settimanale Il Friuli, che avrebbe bisogno di cure in più, perché siamo stati in tanti posti e ci sono molti lavori da fare, però qui sono proprio evidenti le buche. Una buca! Basta vedere qua davanti che c'è una buca che quando passano le macchine mi inondano l'edicola di acqua. E non è la sola. E non è la sola, basta vedere, guardi lì, insomma, stanotte è passato un camion e ha divelto e ha fracassato lì il marciapiede. Quindi queste sono le sorprese del mattino. Sì, sono le sorprese del mattino. E come invece sicurezza? Come sicurezza... Visto che glielo chiedo perché è una zona un po' isolata, no? Ho subito una volta un furto, sì, qualche anno fa mi hanno rubato le schede telefoniche, però sì, bisogna stare attenti, insomma, perché anche qui si sa mai, qua anche per 100 euro. Ma cosa chiediamo all'amministrazione o a chi verrà riguardo a queste strade, a queste buche? Di prestare più attenzione a questa zona, che magari sono seguite più zone, magari Udine Nord è più seguita, invece questa zona qua mi pare un po' abbandonata. Sì, quindi alla prossima amministrazione comunale, no, io chiedo io e anche tutti quanti di prestare più attenzione alle buche. In questi 15 anni si è mosso qualcosa oppure questo è frutto del degrado di 15 anni, diciamo, di nulla? Ma nulla. Secondo me, nella mia opinione, non è stato fatto pochissimo, è stato fatto.
Senta, ultima domanda, lei è un edicolante che appunto ha una clientela un po' particolare, però alla fine insomma immagino che anche lei abbia, visto che vivete ci sono dei bar, delle cose, ci sia comunque un minimo di comunità anche se non siete nel centro di un paese. No, comunque il lavoro è bellissimo, mi diverto, se no non lo farei, insomma, mi diverto tanti, mi sono fatto tanti nuovi amici, è bello, insomma, è divertente e lo faccio per quello, se no affronterei tutti questi sacrifici. Dicevamo prima con il signor Paolo, la situazione della viabilità è un po' insomma quella che è. Cosa si potrebbe fare? È un po' trascurata effettivamente, si potrebbe fare qualcosa di più anche perché qua passano molti mezzi pesanti, noi macchine per fare questo viale che c'è alle mie spalle dobbiamo fare un po' di gincana perché la parte centrale è totalmente non dico massacrata ma molto dissestata e qui contribuisce effettivamente il grande traffico dei mezzi pesanti che vanno in dogana, contribuiscono a questo. Sarebbe, visto che anche il mercato, questa strada si affaccia sul mercato, è aperta al pubblico, anche al pubblico privato che viene qua a fare qualche spesa, sarebbe da ripristinare. Speriamo che con la prossima, con il prossimo assetto comunale, con la prossima amministrazione si possa fare qualche cosa, ecco. Così da molto, è un casino, sto bucato, non vedi? È inutile che ti dica io, lo vedi da solo. Allora, questo diciamo è appunto, abbiamo detto, il tallone d'Achille, però questa zona è in espansione, ci sono dei progetti, un finanziamento regionale che nei prossimi anni consentirà all'area di ampliarsi. Ci anticipi un po' come? Beh, è un finanziamento che la Regione l'ha capito, è un'area molto importante, la Regione ha fatto dei lavori verso i consorzi industriali, tutte quelle che sono le piattaforme industriali e ha preso conto anche, si è resa conto dell'importanza di Udine Mercati. Oggi quello che chiedevamo diversi anni fa è stato accolto, difatti c'è un piano di sviluppo sulle piattaforme organizzate e refrigerate, ci sono 3 lotti, 2018, 2019 e 2020, non solo la Regione ma anche la Camera di Commercio ha messo un sigillo sopra molto importante a livello di finanziamento per andare avanti in questo sviluppo importante. Che tipo di clientela avete? Un po' di tutto, tutti quelli che vengono a prendere tutto all'ingrosso, sì. Anche privati quindi? Anche privati. Da novembre al mercato ortofrutticolo c'è anche un punto vendita, una pescheria. Noi abbiamo deciso di aprire questo punto vendita appunto per dare qualità e prezzo, come potete anche vedere qui dal banco, alle persone che diciamo apprezzano la qualità. Esatto. E noi cerchiamo di vendere solo cosa più fresca possibile per quello che si riesce a fare sul mercato. Pescato andiamo in giro per l'Europa a prenderlo noi direttamente per guadagnare freschezza e poi sì, per la gente che ama la qualità noi ci siamo. Grazie per essere stati con noi, Edicola Friuli anche oggi è giunta al termine, ringraziamo il signor Paolo Di Marzio e la moglie Giustina che lavora con lui. Un saluto a tutti, grazie. Grazie anche a lei per l'accoglienza e il prossimo appuntamento con Edicola Friuli è a Passons, ci vediamo venerdì prossimo sempre qui su Telefriuli, ciao!